Buonasera e benvenuti amici di Fanner qui a DIL 23 per l'11ª giornata di Serie A della Lega Calcio a 8. Da una parte il Gem e dall'altra la Pisana Calcio a 8, entrambe alla ricerca dei 3 punti necessari per i padroni di casa per rientrare nelle prime 6, mentre per gli ospiti significherebbe il primo posto in solitaria in classifica. Cervo! Tutto pronto per l'inizio del match, a dare il via alla partita sarà la Pisana. Pronto, comincia il match, subito la Pisana a cercare con un possesso palla sulla destra verso Pace, ancora al centro, poi Pace, il numero 11 della Pisana a seguire il suo compagno, prova subito a proporsi in avanti ma è chiuso molto bene dietro la linea del centrocampo la difesa del Gem. Ancora il palleggio, provano a accelerare il ritmo, la pressione da parte del numero 10 Parisi, poi la sfera all'indietro sul numero 8 Cervini che lancia lungo, è toccata la sfera, poi la conclusione tentata da Ricci, la fa sua Murino che può far ripartire il Gem con Cassetti, passaggio rischioso verso Tonetto che è costretto ad alzarla. Il contrasto di testa regolare, anzi in aria il fischio, fallo subito. Sì, no, solo botta colpita rapida, fischiato per la botta presa sulla testa. Il possesso rimane della Pisana sul centrocampo, poi la sfera allargata sulla sinistra, ancora in avanti in direzione di Ammassari. Pace, palla lunga a cercare Ricci, prova a girarsi, è pressato e recuperata la sfera, commette anche fallo Ricci su Petracca, calcio di punizione per il Gem. Petracca verso Cassetti, di prima in avanti, tentativo di passaggio in direzione di Parisi che non riesce, poi è spezzata via dalla difesa della Pisana direttamente in rimessa dal fondo. Murino a giocarla alla destra della sfera in direzione di Tonetto, lo scambio, ancora la palla indietro su Tonetto, pressato da Ricci, è costretto a ritornare sul suo portiere Murino che riesce a trovare l'uomo libero sulla sinistra. Il passaggio intercettato per un momento solo da Pace, poi è recuperata da Moreschini che prova a partire in velocità, serve Parisi fuori dall'area, il tiro di Parisi, si distende De Bernardo, salva il risultato subito. Prima occasione per il Gem, ancora il Gem in attacco, il tentativo, De Bernardo la fa sua nuovamente sul tentativo di Torroni, poi la palla lunghissima in direzione di Cesaro che la mette giù, palla allargata sulla sinistra verso Ammassari, la conclusione è ribattuta e messa fuori, poi riesce a controllarla il numero 8 Cervini e appoggiarla sul suo compagno. Ancora De Bernardo con i piedi in direzione di Pace, rischioso il passaggio, per poco Parisi non riusciva ad intercettarla, è comunque recuperata, palla in avanti in direzione di Ricci, ancora Ricci prova a partire sulla testa, Tonetto davanti, non c'è fallo secondo il direttore di gara, invece no, arriva il fischio, calcio di punizione.
e ammonizione per Tonetto. Sì, no, ammonizione per Ricci. Sì, ammonizione per il numero 9 della Pisana. Primo cartellino giallo dopo neanche 4 minuti dall'inizio della partita. 3 minuti di partita! E calcio di punizione per il Gem, battuto da Tonetto sulla destra verso Cassetti. Palla lunga, messa giù, poi appoggiato alla sfera, ancora Moreschini che prova a partire su Pace. Pace ci mette il piede e recupera il pallone senza commettere fallo, però ha subito una botta a Moreschini e Pace la mette in rimessa laterale. Ora Cervini recuperata da Parisi che va a giocare in area di rigore. De Bernardo ci mette la mano e serve il suo compagno che prova a partire sulla destra, palla in avanti in direzione di Ricci, la tocca Tonetto ma è ancora Ricci, poi Tonetto ci mette il piede e la mette in rimessa laterale di cui si incaricherà la battuta lo stesso numero 9. Va a giocare all'indietro, poi Pace cambia gioco in direzione di Cervini che prova a girarla di prima verso Ammassari, è pressato da Cassetti, poi il rientro di Moreschini che gli soffia il pallone, lancio lungo in direzione di De Paola che non riesce per il recupero difensivo, la palla in avanti, Cesaro si allarga sul destro, il cross al centro e arriva Ammassari ben appostato che fa 1-0 per la Pisana. Passa subito in vantaggio la squadra ospite su un contropiede micidiale, l'1-2, il cross al centro di Cesaro e Ammassari che l'ha messa dentro, su cui nulla poteva fare Murinola, il cross lungo a cercare De Paola che di destra la mette al centro, ma è recuperata da Pace che va a giocare su Ricci, ancora Ricci pressato, la Cervini in avanti su Ammassari che prova a girarsi e riesce a servire Cesaro, poi il passaggio di rientro è recuperato dal centrocampo del Gem che si allarga sulla sinistra con De Paola, palla all'indietro a cercare Tonetto, Tonetto prova a salire, palla al piede, avrebbe spazio per calciare, non lo fa, il recupero permette il recupero del pallone, ora può partire Ricci, il cross in direzione di Cesaro, esce Murino con le mani, poi un rischio su Cesaro, riesce a liberarsi della pressione dell'attaccante della Pisana e a far ripartire il Gem con Tonetto che va in avanti, ancora Torroni pressato da dietro, arriva anche il fischio, fallo, calcio di punizione. Andrea! Mannaggia due, la scatola della cotta. Si vede meglio che da qua. Calcio di punizione quindi per il Gem, sul punto di battuta il numero 10 Parisi, 2 uomini in barriera per De Bernardo. Tutto pronto, parte Parisi con il destro, sbaglia completamente la misura del tiro e palla che termina di molto fuori. Subito battuta su Cervini da De Bernardo che ha possibilità di lanciare lungo e cercare Cesaro. Di petto Petracca serve Cassetti che va in avanti ancora una volta su Parisi. Ancora Parisi, la palla sul destro, la appoggia in direzione di Moreschini sulla destra. Torna indietro su Cassetti, la sfera velata da Torroni su Tonetto. Tonetto, il cross di Tonetto messo fuori, poi Ammassari che la recupera. Non riesce a girarsi, poi riesce comunque a servire Cervini che lancia lungo in direzione di Cesaro, la mette giù Cesaro, poi ricomincia ancora una volta sul numero 6 Chianelli. Oh, siamo presenti qua, che lo vedi, Sto fuori, io non mi rispondo, sto fuori. Silenzio da fuori, ragazzi. Va a giocare a Ammassari all'indietro.
pensa per un momento di tirare, poi la misura del passaggio è sbagliata. Non c'è la torretta qua. Ancora Tonetto sulla sinistra, va a giocare all'indietro su Torroni che prova a servire Cassetti, ma era rientrato Cesaro e la recupera, poi c'è un fallo, calcio di punizione. Pace in avanti a cercare Ammassari che prova a girarsi, la pressione da dietro, fallosa, punizione per la Pisana. Punizione tra l'altro molto interessante. Ma il fatto è che qua, non essendoci la torretta, di là c'è tipo così poco spazio. Perché forza qua è pericoloso. Sono tutti scassati infatti. No, uno ci si è spaccato infatti. Cioè, vuoi dire, non sto bassissimo. La punizione per la Pisana. 2 uomini sul punto di battuta. Tutto pronto. Va con il mancino. Deviata. Calcio d'angolo per la Pisana. Aiutatelo ragazzi, dateci una mano, dai, sì. Grazie. Battuta fuori sul numero 8 Cervini, ancora Cervini, prova a calciare ma è recuperata da Torroni, può partire in contropiede del Gem, ancora ora Moreschini per vie centrali, va a giocare su Parisi sulla destra, rientra Parisi, serve ancora Moreschini che non trova lo spazio necessario per poter calciare, il cross messo fuori dalla difesa della Pisana ma è recuperata nuovamente dal Gem che ora sta facendo un gioco più propositivo alla ricerca del gol del pareggio sulla sinistra De Paola, prova ad accentrarsi, il cross recuperata da Moreschini, non riesce però a controllarla, poi c'è un fischio, fallo, punizione per la Pisana. Chianelli rischia il passaggio per via orizzontale, il lancio lungo di Cervini a cercare Ammassari, di testa Petracca che va a giocare su Cassetti che poi l'appoggia all'indietro, ora ancora il Gem, palla al piede, cambio di gioco di Tonetto a cercare Cassetti che la mette giù, prova a liberare il destro, la fa sua De Bernardo e fa subito ripartire la Pisana con un lancio lungo verso Ricci, di testa Tonetto. Poi è mantenuta in campo da De Paola che supera a Pace, il cross al centro, Chianelli di petto, poi riesce anche a mantenerla in campo, ma c'è il rientro di Tonetto, ma è recuperata nuovamente la sfera dalla Pisana, il lancio lungo, Petracca di testa, senza rischi, in avanti Parisi, recuperata ancora da Moreschini sulla testa che prova a partire Ammassari, scivola. L'ultimo tocco è del giocatore del Gem e quindi sarà rimessa dal fondo per De Bernardo. Che minuto stavo? 12. In avanti, Pace. Torna indietro in direzione di Chianelli. Ammassari sulla sinistra. Chiuso fallosamente con la mano da Cassetti, punizione quindi per la Pisana. Sul punto di battuta c'è Cesaro. Parte Cesaro con il destro, ribattuta dalla barriera, poi comunque la palla è nei piedi di un giocatore della Pisana, del numero 11 che è sulla destra, il cross al centro, la prende Murino, bassa e la fa sua e rigioca su Tonetto. Nuovamente il cambio di gioco a cercare Cassetti, questa volta è fuori misura e messa fuori da Chianelli che va a giocare su Cesaro, ancora sulla destra il passaggio in direzione di Ricci che caparbiamente riesce a recuperarla. E ricomincia indietro, sempre su Chianelli, ora Ammassari.
in avanti, sbagliata, non si è capito con il suo compagno ed è recuperata dalla difesa del Gem, che con Tonetto ora prova a partire palla al piede per vie centrali, prova il tiro Tonetto, palla che si spinge alta. Ruggio! Attaccalo, Ruggio! Ma che cazzo sei? Ti ho detto Cervinina avanti a cercare Cesaro, il cross al centro, il taglio di Ammassari, era la stessa identica posizione del gol del vantaggio, questa volta però termina alta. Moreschini sulla sinistra, sbaglia il passaggio, è recuperato da Ricci, poi è chiuso fallosamente, nuovamente punizione per la Pisana. Mi hanno ammonito la prima protesta, Mi fa l'intervista, devo parlare un attimo con Tonetto e Cassetti, perché mi hanno rotto il cazzo. Punizione di cui si incaricherà la battuta del numero 11 che va a giocare sulla destra verso Pace, che la appoggia a Cervini, che sale palla al piede, trova Pace completamente solo sulla destra, ancora il passaggio in avanti, chiuso sulla bandierina, guadagna una rimessa laterale la Pisana. Con le mani a Massari a cercare Cesaro in area di rigore, che prova a girarsi, ha commesso fallo Cesaro, quindi è punizione per il Gem. Battuta velocemente Parisi, la gioca sulla destra in direzione di Moreschini, che prova il destra, ancora nuovamente De Bernardo, poi a Massari, con le mani Cassetti, Tonetto, Torroni, ancora Tonetto, la gioca verso De Paola che prova a liberare il destro, nuovamente fuori la conclusione. La Gem che sta iniziando a cercare con insistenza la porta. Cervini in avanti verso Cesaro, ci mette il piede Petracca e la recupera, poi va a giocare in avanti su Parisi, che prova il numero in mezzo a 3, non riesce a saltarli, però è recuperata comunque la sfera dal Gem, mantenuto il possesso Torroni, gliela soffia Cervini e gioca su Chianelli, poi Ricci, nel frattempo si è invertito di fascia con Ammassari, ancora Ricci, indietro in direzione di De Bernardo, il tocco verso Cervini, in avanti verso Cesaro, passaggio troppo lungo che termina in rimessa dal fondo, a batterla sarà Murino, subito su Tonetto, 17 circa. Tonetto, Torroni, ancora Tonetto, in avanti su Moreschini, il rientro difensivo della Pisana, poi De Bernardo la lancia a lungo verso Ruggeri che fa saltare a vuoto Tonetto, ancora salta Torroni e la lascia a un suo compagno, prova a Massari a saltare 9 e ci riesce, cerca lo spazio per liberare il destro, non lo trova, la conclusione è stata ribattuta tra i piedi di Chianelli. Gira palla, gira! Buona Ali! Cervini ora tutto il tempo per lanciare lungo in direzione di Ricci, è messa fuori da Petracca, rimessa laterale, battuta sul numero 11 della Pisana che prova un numero, prova ad entrare anche in area di rigore, non riesce, poi la conclusione di Cesaro che termina fuori di poco. Buona regà, buona! La Cassetti, lancio verso Tonetto, deviato da Ricci, comunque mantenuta al possesso dal Gem. Torroni, recuperata dalla Pisana che rischia sulla pressione dei padroni di casa,
poi Pace a servire Chianelli che ha spazio per lanciare, preparata da Torroni che poi la tocca con le mani, punizione per la Pisana. Chianelli, lancio lungo verso Ricci, di testa a metterla fuori la difesa del Gem, poi a Massari, guadagna una rimessa con le mani. Rimessa laterale, battuta ancora a Massari. In avanti, verso Parisi, recuperata la palla dal Gem, che lancia lunghi. Cassetti va con il destro, trova la rete dell'1-1. Una grande conclusione di Cassetti che riporta in parità il match. Cristian. Dai! Dai, Servo, va bene, dai, giochiamo! Tranquilli, oh! 8-9-75. Vedo il pareggio del Gem dopo varie occasioni che non erano riusciti a finalizzare, un po' per De Bernardo, un po' perché non avevano trovato lo specchio della porta. Comunque arriva il pareggio, ma ora è Cesaro che prova a girarsi su Petrarca, non c'è fallo. È recuperata la sfera dal Gem, nuovamente sulla destra. Petrarca chiama la sfera, De Paola non è servito, però gli arriva comunque fuori dall'area di rigore. Il controcross di De Paola, palla che termina fuori. Bravo Cassetti, il tonetto apposta. Poi sbaglia il controllo, arriva anche il time out. Match che riprenderà con una rimessa laterale per il Gem in posizione di attacco. Battuta da Tonetto su Torroni, va a allargare su Cassetti, ancora il tiro di De Paola, per poco Giulitti non riesce a beffare De Bernardo, poi ancora Giulitti, ma è recuperata da Ricci che lancia a lungo in direzione di Cesaro che però è solo, quindi deve aspettare per farsi la squadra, preferisce girarsi e provare a partire in velocità, ci mette il piede Petracca e la mette in rimessa laterale, di cui si incaricherà la battuta il numero 9 Ricci. Verso Cervini, indietro su Chianelli, Pace sulla sinistra in direzione nuovamente di Cervini che prova a partire, a servire il suo compagno che non riesce però nel controllo, poi rientro di Cervini che non è falloso, comunque mantiene il possesso del pallone il Gem sulla sinistra con Tonetto che va a giocare su Moreschini che prova a girarsi. Si porta fuori la palla, è rimessa dal fondo. Ancora De Bernardo a Massari. A me me ne frega niente, Lo sto facendo per culo, Chianelli in avanti a cercare Ricci, riesce a controllare il pallone, servire a Massari che prova a partire, ancora a Massari, libera il destro a Massari, trova il gran gol dalla distanza a Massari, 2-1 per la Pisana che si riporta avanti. Tonetto si trova sotto di un gol il Gem, ancora il recupero di Ricci che non si concretizza, però poi è recuperata da Pace che la mette giù e va a giocare all'indietro sul suo estremo difensore De Bernardo che gioca su Cervini, rischia e è recuperata da De Paola.
il rientro di Cervini, ancora De Paola, messo giù da Cervini, non c'è fallo, ancora De Paola che guadagna una rimessa con le mani, battuta in direzione di Torroni, ancora De Paola, poi Tonetto, il cross, c'è fuori Cassetti che prova a liberare il destro al volo, palla che termina alta. Chianelli in avanti verso Cesaro che prova a girarsi, ci mette la testa alla Petracca e la fa sua, ma poi è recuperata nuovamente dalla Pisana con Chianelli sulla sinistra verso Ammassari. Serve Ricci, chiuso senza fallo, poi scivola Torroni, rimessa laterale per la Pisana. Battere a Ammassari all'indietro su Chianelli che la gira verso Cervini, sale e serve sulla destra a Pace che cerca un cross in direzione di Cesaro, la fa sua Murino in presa alta. Va a giocare su Tonetto, ancora Tonetto, riesce a saltare Ricci su Torroni, poi il rientro di Chianelli a recuperare il pallone, poi da dietro il fallo, punizione per la Pisana e finisce qua il primo tempo, pronto a riprendere il secondo tempo con il punteggio che recita 2-1 per la Pisana e il possesso ora è per il Gem con Moreschini. Torna su Cassetti, poi verso Petracca, allarga sulla sinistra in direzione di Tonetto, palla ancora a cercare, a trovare il numero 4 Cassetti che crossa lungo, esce De Bernardo su Giulitti, poi lancio lungo in direzione di Cesaro che cerca un cross, non c'era Ammassari, poi va in pressione verso Cassetti, recuperata da Moreschini. Ancora il Gem con Torroni in direzione di Tonetto, passaggio messo fuori da Ricci, Cassetti verso De Paola che prova a liberare il destro, palla deviata, è facile poi per De Bernardo farla sua e far ripartire Cervini che lancia a lungo verso Ricci, la mette giù di petto, poi passa in direzione di Pace e spalla che torna nuovamente nelle mani dell'estremo difensore della Pisana che può lanciare lungo, messa giù, anzi no, non riesce nel controllo, palla che termina rimessa laterale di cui si incarica la battuta Cassetti, lungo in direzione di Parisi che prova a far partire Moreschini, scivolata di Chianelli, ora Ammassari che lancia su Cesaro e il miracolo di Murino a salvare la porta del Gem. Rimessa laterale per Ricci, cercare Cesaro, un'area di rigore, prova a girarsi, la sfera che rimane lì. Schiato un gioco da terra per l'attaccante della Pisana. Ora Moreschini comincia su Cassetti, può giocare in avanti in direzione di Torroni, recuperata nuovamente da Cervini, prova a distendersi la Pisana sulla destra con Cesaro, il cross, cercare il numero 11 che prova il destro, la palla è fuori su Ammassari, ancora Ammassari, trovare il suo compagno che ricomincia indietro su Chianelli che lancia su Cesaro, che riesce a controllarla e a giocarla su Ricci sulla destra, 1 contro 1 con Tonetto, prova a partire in velocità Ricci, rientra a Tonetto e serve il suo portiere Murino. Sulla sinistra Torroni in avanti verso Parisi, è recuperata la sfera da Cervini senza commettere fallo, poi ancora la Pisana sul centrocampo, ricomincia in direzione del numero 8 Cervini, palla verso Chianelli che lancia in direzione di Ricci, ancora la Pisana sul centrocampo, in avanti Ricci, prova a entrare in area di rigore, è pressato da Petracca, riesce a soffiargli il pallone Cassetti e a servire Murino che va a giocare su Tonetto, la palla è lunga di Tonetto verso Parisi, la riesce a controllare, si gira e vede Cassetti sulla destra, Ammassari gli si pone davanti,
riesce comunque Cassetti a servire il suo compagno Moreschini sulla sinistra, che fa giocare su Torroni. Ancora Cassetti, rischia di perdere il pallone Cassetti. Moreschini bene avanti a Massari, riesce a recuperare il pallone intuendo la direzione del passaggio, poi il lancio lungo di Chianelli in direzione di Cesaro, esce Murino e la fa sua con il petto 1 contro 1 con Cesaro, che gli tocca il pallone e la devia in rimessa laterale per Max Tonetto, che la va a giocare indietro su Petracca. Poi Cassetti, il lancio lungo di Cassetti, troppo lungo e troppo indietro per De Paola. Lancio lunghissimo in direzione di Cesaro, che riesce a metterla giù, a servire Ricci, ancora Murino, Ricci poi a tu per tu con la porta vuota, fa 3-1 Ricci. Dopo la strepitosa parata di Murino nulla può sulla seconda conclusione a porta vuota. Doppio vantaggio quindi per la Pisana, avanti ora per 3-1. Il Gem prova subito a riavvicinarsi, il cross troppo lungo da parte di De Paola, è recuperato da Moreschini, poi c'è il fallo di Chianelli, punizione. Maro, Maro, come te pare? Battere la punizione per la Pisana sarà Chianelli. Va Chianelli in avanti a cercare pace, la gioca di testa verso Ricci, Cassetti la recupera, poi lo scambio con De Paola, ancora Cassetti in velocità sulla sinistra, il cross al centro, deviato in calcio d'angolo, quindi a angolo per il Gemma. Il cross al centro va su Parisi, di testa la mette fuori, non riesce a trovare lo specchio della porta. Ha saltato da solo, Dai, concentrati! Cervini, lungo a cercare Cesaro, la lascia lì per Ricci, che dribbla un uomo, entra in area di rigore, si trova davanti Petracca, ci mette la mano, lo spinge, punizione. Battere la punizione sarà Cesaro. 3 gli uomini in barriera per Murino. Andrea, Alessio, Andrea! Forte! Parte Cesaro, l'appoggia fuori per il suo compagno numero 11 che prova la conclusione, ribattuta da Cassetti che nel frattempo era uscito dalla barriera. Poi Giulitti, lancio ribattuto da Massari, ancora Torroni, rischia e recuperato il pallone dalla Pisana. Ancora il tacco a cercare a Massari, messo fuori da Torroni, rimessa laterale per la Pisana. Sarà Massari con le mani a giocare su Cervini, poi palla che torna indietro su Chianelli. Ancora Chianelli, De Bernardo, raccalma la Pisana, avanti 3-1. Parte Cervini, va in verticale a cercare Ricci, il tiro deviato che batte sul palo
e Petracca va in avanti a cercare il numero 9 Giulitti. Ancora Parisi, salta un uomo, poi non riesce a saltarne un secondo, rientra Cassetti a servire Giulitti. Parisi, ancora il numero 10 del Gem, è chiuso da due uomini, appoggia indietro su Cassetti e che allarga sulla sinistra verso Tonetto. Poi Torroni, nuovamente Cassetti che prova con il destro, secondo palo della partita, questa volta colpito da Cassetti. Dai, dai, Andre! Tonetto, ora il Gem sta provando ad andare in avanti, ma Massari riesce a recuperarla, poi si allunga troppo il pallone, rientra Petracca e la fa sua. Appoggia su Parisi che si gira e serve Giulitti sulla destra. Prova il tiro Giulitti, la palla non gira e termina fuori. Con orologio. Chianelli in avanti a cercare Cesaro, mette fuori di testa la difesa del Gem, poi a Massari commette fallo su Cassetti. Tonetto su Cassetti verso Giulitti, cerca il cross lungo in direzione di Parisi che prova a coordinarsi con il mancino, nuovamente un cross praticamente, poi Chianelli l'appoggia dietro su De Bernardo che la può far sua con le mani e giocare verso Ricci, palla indietro poi a Massari, ricomincia verso Chianelli, passaggio un po' rischioso, non è difficoltoso il controllo per Chianelli, ma riesce comunque a farla sua e a servire Cervini che lancia lunghissimo verso Ricci che la mette giù, il cross di Ricci che diventa un tiro, palla che termina fuori in calcio d'angolo. Pace, ancora Ricci all'indietro, sbagliato la misura del passaggio, rimessa laterale per il Gem, a battere sarà Tonetto su Cassetti, ancora Tonetto indietro su Torroni, poi Petracca sulla destra, prova a partire il Gem in velocità, rallenta comunque Petracca però serve Giulitti sulla destra, cross al centro verso Parisi. Ancora l'errore del numero 10 del Gem, è recuperata dalla Pisana, ma ancora è Cassetti per il Gem, nuovamente Giulitti sulla destra che va a giocare sulla sinistra dove però non c'è nessuno, De Paola non riesce a rientrare in tempo e palla che termina fuori, rimessa laterale per gli ospiti. Dietro Chianelli, in avanti su Ammassari, spazio Ammassari per trovare Ricci in area di rigore, da solo esce Murino e la mette in calcio d'angolo. Bravo Ruggè, bravo Ruggè. Angolo di cui si incaricherà la battuta il numero 7 Cesaro. Cross fuori verso Cervini che non riesce a calciare, costretto a ricominciare su Pace, cambio di gioco di Pace e poi palla che torna indietro su Chianelli, ancora in avanti, spazzata verso Cesaro che la mette giù, entra in area di rigore, poi non colpisce bene il pallone e palla che termina fuori, rimessa dal fondo per il Gem. No, gioca. Gli ha detto Andrea, raga. Tonetto in avanti verso De Paola, ancora indietro su Tonetto. Cassetti ancora in direzione del suo compagno Tonetto che prova a calciare, ribattuta la palla che arriva su De Paola sulla sinistra vicino alla bandierina del calcio d'angolo, ancora De Paola prova a indietreggiare, cerca un cross che però sfila sul fondo.
10 minuti, 10-12 minuti. Cervini, palla indietro, poi Chianelli in avanti, verso Pace, di testa Tonetto, De Paola, lungo a cercare Parisi, che prova a girarsi, il cross di Parisi, si gira, Torroni non riesce però a colpirla, è recuperata da Ammassari che prova a partire, è chiuso e che ricomincia indietro verso Chianelli che lancia lungo nuovamente, questa volta però non c'è nessuno della Pisana, Chianelli rientra subendo fallo, punizione per gli ospiti, stanno comunque amministrando il vantaggio. Pace, Cesaro sulla destra, in avanti a cercare Ricci, ancora Ricci, il cross ribattuto da Torroni in rimessa laterale. Cross a cercare Cesaro, non la tocca e Murino la controlla, lancio lungo verso Parisi che riesce a metterla giù, prova a girarsi il numero 10 del Gem, entra in area di rigore, la pressione di due uomini, ancora Parisi, calcia, Chianelli la mette fuori in calcio d'angolo. Angolo di cui si incaricherà la battuta sempre Parisi, il cross al centro, è messa fuori dalla difesa della Pisana, poi Cassetti di forza riesce a controllare il pallone, a giocare su Moreschini, il tiro da parte di Giulitti che termina fuori. È messa dal fondo per De Bernardo che va a giocare nuovamente su Chianelli. Cambio di gioco sulla destra, Cervini in avanti. Il tocco di Cesaro verso Pace che alza la testa, crossa al centro, verso Ricci, di petto. È stato contatto ma non falloso secondo gli arbitri. Cassetti, ora il Gem può partire, rientra Cervini e la spazza tra le mani di Murino che fa ripartire il Gem con Parisi, gioca su Petracca, spazio sulla destra, prova a partire da Ammassari che gli si pone davanti e recupera il pallone, giocando indietro su Chianelli che poi è chiuso fallosamente. Ammassari in avanti su Cesaro, può giocare sulla testa verso Pace, poi indietro su Cervini, lancia lungo in direzione di Ricci che prova a entrare in area di rigore. Ricci va con il destro, palla che però attraversa tutta l'area di rigore, poi termina in rimessa dal fondo. Torroni su Tonetto, ancora Tonetto in avanti a cercare Parisi, si gira Parisi a davanti Cervini, ma ancora il numero 10 del Gem che può servire sulla destra Petracca, non ha spazio, va a giocare su Parisi, ancora Moreschini sulla destra, alza la testa, chiuso da due uomini, però c'è Petracca completamente solo che prova il cross verso Parisi che non riesce a colpirla al volo, appoggio indietro in direzione di Tonetto, ancora De Paola, entra in area di rigore, De Paola salta un uomo e recuperata da Cervini, un intervento sontuoso, poi il fallo, punizione per la Pisana. Al primo minuto ce l'hai ammonito, Là è rimasto lì, ho cantato. È giusto come 5, lo vedi? In avanti la palla, dopo la punizione, messa giù da Cesaro. Prova a girarsi lungo l'out di testa, il cross al centro, la mette fuori Petracca. Non può arrivarci comunque Moreschini ed è Chianelli che la controlla e la fa sfilare in rimessa laterale. La Pisana che sta amministrando in totale sicurezza il risultato. Poi il contatto falloso su Ricci di Torroni, punizione.
A buffo proprio, Ciao, saltate il taschino di cartellini, oh! Scucilo! Calcio di punizione sul punto di battuta a Massari. Può provare addirittura una conclusione direttamente in porta. Infatti la trova e trova anche il gol della tripletta. Una punizione mostruosa di Ammassari e 4-1. Dai, Ruggè! No, ho premuto prima. Dai, la lunga, dai! Sua. Cassetti. Parisi. Ora si fa veramente dura per il Gem rientrare nella partita. Lo dico subito del sfondo, Aspetta. Vai, Chianelli. Cervini sulla destra. Ancora Chianelli. Cesaro. Indietro su Cervini. In avanti dove però non c'è nessuno se non la difesa del Gem. Prova Moreschini, la fa sua De Bernardo che prova subito a calciare lungo verso Ricci. C'è via di testa però Tonetto, palla che non colpita perfettamente, che termina in rimessa laterale per la Pisana. Battuta verso Cesaro che si gira, palla che termina alta. Dai, torniamo, Ricci, vieni! Petracca ancora verso Cassetti, per via centrale prova a salire Cassetti che tira in porta. De Bernardo va giù e la fa sua e va subito a giocare su Ricci che rischia nel palleggio sulla pressione di Parisi. Ora Chianelli, la palla lunga, rientra Petracca di testa e riesce a servire il suo compagno De Paola che calcia alto sopra la traversa. Dai, grande Ru. Andiamo tutti a Rum dopo, dai! De Bernardo. Vieni dopo che c'è a Rum. 3-4 bocce a Rum. Però sulla destra Cervini. Palla lunga su Ammassari che l'appoggia indietro sul suo compagno. Poi Chianelli, ancora il palleggio della Pisana. Va a salire Cervini, gioca sulla destra in direzione di Pace, alza la testa, vede Ricci in area di rigore, non riesce però a incrociare il pallone, la va su a Murino e va a giocare su Petracca che sale in direzione di Moreschini. Palla rasoterra che non arriva perché la recupera Chianelli, poi lancio lungo verso Ricci che la mette giù in area di rigore, la conclusione che si spenge sul fondo di pochissimo. Calcio d'angolo battuto corto da Ricci su Pace che torna indietro verso Cervini, poi la palla fuori sul numero 11 che prova a liberare il mancino, palla che termina alta. Torroni, tocco in avanti, ancora il Gem, palla al piede con Petracca. Va a giocare indietro su Murino. Tonetto, lungo, dove però non c'è nessuno. Palla che termina fuori, sul fondo. Sulla destra. Cervini.
verso De Bernardo che lancia a lungo, a Massari la fa sua, ancora Massari pressato da due uomini, riesce ad andare via, poi subisce fallo. Oh, i cartellini! E dai! Anderuccio! Noi ci ammoniti al primo minuto, dai, oh! Viene anche ammonito il numero 11 Moreschini. Gol di Cesare, infatti, Lancio lungo di Cervini, di testa la mette fuori, a Massari riesce a rientrare e a recuperare un altro pallone che è servito indietro su Cervini. Servizio a Sky, Ruggio. Grande Ruggio. Ancora a Massari. Torna indietro su Chianelli, anzi verso De Bernardo che le appoggia sul numero 6 Chianelli. Manca pochissimo al termine di questo match. A Massari prova a partire, cambia gioco in direzione di Pace che riesce a metterla giù, lancio millimetrico, il cross di Pace messo fuori da Torroni, poi recuperata nuovamente dal Gem. Ancora Moreschini, palla su Cassetti, lancia lungo verso Petracca sulla destra. Petracca spazio per salire, rientra la Pisana, il lancio di Petracca, il cambio di gioco verso Tonetto che la mette giù, va con il mancino, palla fuori su De Paola che va con il sinistro, palla che però si spenge sul fondo. Un minuto al termine del match, dominato sul piano del punteggio dalla Pisana. Dai che ti faccio entrare. Dai Cesaro, dai che ti faccio entrare. Dai, voi non ce la spannavo. Che bene, lo dico. Colpo di testa. C'è sti cozzi, quindi... Tonetto indietro su Torroni che prova a partire. Chianelli la mette fuori. Tonetto, il lancio lungo, non c'è però nessuno. Tutto con le mani. Ora in avanti verso Pace, l'appoggia sul centrocampo della Pisana, ancora Pace, Grande! Cervini, Pace, ancora Pace, Quanto manca? giocare con le mani, indietro Cassetti, recuperata nuovamente la sfera dalla Pisana quando arriva anche il triplice fischio dell'arbitro. La Pisana vince 4-1 contro il Gem e supera in classifica la Golbet mettendosi al primo posto.